Sicilia, i titoli di questa edizione. Inchiesta CEFPAS per la procura di Caltanissetta. La cricca puntava ai voti dei cattolici, tra gli indagati anche il fratello del cardinale Reina. Convalidato il fermo dei 2 giovani accusati di tentato omicidio dopo la rissa avvenuta all'esterno di una discoteca a Taormina. Il locale senza autorizzazione è stato chiuso dal comune di Taormina. Ad Avola, nel siracusano, sgominata una banda di 7 giovani che con le armi voleva imporre il suo potere sul territorio. Diverse le spedizioni punitive organizzate contro gruppi rivali facevano arrivare anche la droga e cellulari in carcere. Bimba migrante di 6 anni contesa tra la famiglia affidataria e la madre biologica ivoriana, riapparsa dopo anni. Il Tribunale per i minorenni di Siracusa avvia il ricongiungimento con la mamma. Chiesa, sindaci e cittadini in sit-in per i ritardi della riapertura della statale 118 Corleone Agrigentina. Appello unanime alle istituzioni perché si intervenga subito. Iniziati a Palermo i festeggiamenti per le nozze di Dua Lipa e Callum Turner. Città blindata, impossibile per cittadini e curiosi avvicinarsi, e c'è anche chi contesta con manifesti la decisione della coppia di blindare l'evento. E poi il calcio, scelta dell'allenatore, ufficializzazione del direttore sportivo, definizione della rosa e del ritiro estivo. Da lunedì in casa Catania con il CDA e il rientro di Grella sarà tempo di decisioni. Dunque, ben trovati. Inchiesta CEFPAS, la politica punta ai voti dei cattolici, tra gli indagati anche il fratello del cardinale Reina. Il servizio di Luca Ciliberti. Per la procura di Caltanissetta, la cricca che avrebbe gestito le assunzioni e le consulenze al CEFPAS, l'ente pubblico per la formazione del personale sanitario in capo alla regione siciliana, si credeva onnipotente e capace di arrivare ovunque. Bastava ingraziarsi parenti e amici dei potenti. Un sistema di parentopoli e favoritismi che avrebbe avuto come obiettivo anche l'accaparramento del consenso elettorale tra i cattolici, tant'è che tra i 12 indagati compare anche Domenico Reina, fratello del cardinale Baldassarre, attuale vicario generale di Papa Leone per la diocesi di Roma. Un ruolo dominante, secondo l'accusa della procura, era quello del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, che veniva chiamato Gesù e che manovrava tutto attraverso il direttore Roberto Sanfilippo e il suo braccio destro Gioacchino Pontillo. Nel caso del fratello del cardinale Reina era stata prevista una trattativa diretta del progetto per la realizzazione di una biblioteca digitale per il CEFPAS, importo 128.000 euro. Per gli inquirenti l'unico scopo perseguito dagli indagati era ringraziarsi il fratello di Reina, il cardinale Baldassare detto Baldo, al fine di convogliare i voti dell'elettorato cattolico sulla figura di Margherita La Rocca Ruvolo, deputata regionale di Forza Italia, non indagata nell'inchiesta, alleata politica di Riccardo Gallo Afflitto, il deputato regionale che appunto è tra gli 8 destinatari della misura cautelare. Per Gallo Afflitto, Sanfilippo e Pontillo la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere, per gli altri gli arresti domiciliari. Dalla presidenza della regione siciliana intanto si apprende che il governo non aveva rinnovato il mandato scaduto lo scorso marzo all'ex direttore del CEFPAS Roberto Sanfilippo ed era stato nominato come facente funzione l'attuale direttore amministrativo Pietro Maria Testai fino alla nomina del commissario straordinario Gianluigi Amico. Convalidato il fermo dei 2 giovani accusati di tentato omicidio dopo la rissa avvenuta all'esterno della discoteca Ipanema di Taormina nella notte tra l'1 e il 2 giugno. I 2 giovani, accompagnati dai loro avvocati, hanno fornito la propria versione dei fatti. Il locale senza autorizzazione è stato chiuso dal comune di Taormina. Francesco Triolo. È stato convalidato dal GIP Salvatore Pugliese il fermo dei 2 giovani messinesi accusati di tentato omicidio per la rissa avvenuta fuori alla discoteca Ipanema a Taormina nella notte tra l'1 e il 2 giugno. I 2 ragazzi, 24 e 25 anni, accompagnati dai propri avvocati Salvatore Silvestro, Giovanni Caro e Tommaso Calderone, hanno risposto alle domande del GIP confermando quanto già detto al PM Fabrizio Monaco, che li aveva sentiti a lungo nella giornata di giovedì. Al GIP hanno raccontato la loro versione della vicenda, dicendo che la lite era iniziata all'interno del locale per una discussione con una ragazza e poi proseguita all'esterno, dove uno dei 2 è stato aggredito da una quindicina di giovani catanesi. Il ragazzo, che era alla guida dell'auto, ha sottolineato inoltre che la sua intenzione era solo quella di farli spaventare, piombando a tutta velocità con l'auto per interrompere il pestaggio dell'amico.
I due ragazzi quindi restano in carcere mentre proseguono le indagini per individuare il gruppo di catanesi coinvolto nella rissa. Intanto, dopo una serie di approfondimenti e con un'ordinanza, il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha disposto l'immediata cessazione dell'attività di intrattenimenti musicali e danzanti al Lido Ipanema Beach di Contrada Spisone. Il presupposto amministrativo è sostanzialmente dovuto al fatto che con il subentro dei nuovi proprietari, secondo il comune di Taormina, sarebbe stato necessario rinnovare anche la precedente licenza concessa dalla questura nel 2022, cosa che non è stata fatta e quindi per il comune non vi era alcuna autorizzazione per quella serata danzante. Avola, una banda di 7 giovani che con le armi anche da guerra volevano imporre il potere sulla città. La polizia ha messo fine alla loro avanzata criminale, intervenendo con arresti e sequestri, bloccate sul nascere spedizioni punitive organizzate contro gruppi rivali, droga e cellulari fatti arrivare anche in carcere. Francesca Loi. Le foto con i Kalashnikov in mano per fare vedere a tutti chi comandava. 7 ragazzi di Avola tra i 19 e i 24 anni volevano imporre la loro legge, si fa per dire, anche con le armi. Adesso però la polizia ha messo fine al loro disegno criminale. Sono emersi proprio anche dall'analisi delle fonti aperte dei profili social dei sodali numerosi post ritraenti gli stessi in possesso di armi anche ad elevata potenzialità offensiva. Per più di un anno il gruppo è stato nel mirino degli investigatori della squadra mobile del commissariato di Avola, con il coordinamento della procura di Siracusa. Erano pronti a tutto pur di comandare sul territorio. Durante l'attività investigativa più volte hanno organizzato spedizioni punitive contro gruppi considerati rivali, però fermate in tempo dai poliziotti. Così qualche arresto insieme al sequestro di armi ha ostacolato il gruppo, che chi indaga ha definito stabile e strutturato. Gli investigatori della squadra mobile del commissariato di Avola nell'agosto 2025 sono intervenuti in un noto locale della zona costiera di Siracusa, bloccando uno dei sodali armato di una pistola a salve modificata. Altro arresto in questo senso è molto importante nel corso dell'attività di indagine, è stato nel settembre 2025 quando i sodali sono stati bloccati all'interno di un casolare e trovati in possesso di una pistola mitragliatrice MP40 e di una AK-47, un Kalashnikov. Uno dei 7 ragazzi si trovava già in carcere ed è proprio qui che chi era in libertà faceva arrivare droghe e cellulari. Adesso però sono tutti dietro le sbarre. Dalla Spagna alla Sicilia con oltre 13 kg di cocaina nascosti nell'auto. 3 giovani di Lentini arrestati dopo un lungo pedinamento tra Calabria e Messina. Eva Spampinato. Viaggiavano dalla Spagna verso la Sicilia con un carico di oltre 13 kg di cocaina nascosto nell'auto. La polizia ha arrestato 3 persone, un uomo di 37 anni e 2 giovani di 23 e 21 anni, tutti originari di Lentini, nel Siracusano. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Catania e del commissariato di Lentini. Dopo aver raccolto informazioni sull'attività di traffico di droga, i poliziotti hanno intercettato la vettura in Calabria e avviato un lungo pedinamento, seguito fino agli imbarcaderi di Messina. Durante la perquisizione del mezzo gli agenti hanno scoperto 12 panetti di cocaina accuratamente occultati negli sportelli posteriori dell'auto. I 3 sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Il giudice ha successivamente confermato la custodia cautelare per uno degli indagati, mentre per gli altri 2 ha disposto l'obbligo di dimora e la presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Agrigento, senza tregua, i fatti di violenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. L'ultimo quando un ventenne in attesa di essere visitato ha insultato il personale sanitario e danneggiato arredi e macchinari. L'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori. Davide Sarto. Ancora attenzione al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nella notte un ventenne ha perso il controllo aggredendo verbalmente il personale sanitario e danneggiando arredi e alcune attrezzature. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze più gravi. I fatti si sono verificati nella sala d'attesa mentre il giovane, residente ad Agrigento e disoccupato, attendeva una visita medica.
Per motivi ancora in corso di accertamento ha iniziato a protestare in modo insistente, alzando la voce contro medici e infermieri. Nel giro di pochi minuti la situazione è peggiorata. Il ventenne avrebbe danneggiato alcuni arredi e strumentazioni del reparto, creando forte tensione tra operatori e pazienti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Tra il personale cresce l'allarme per episodi sempre più frequenti che mettono sotto pressione il pronto soccorso già in condizioni di forte criticità. A Trapani scambio di farmaci nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Sant'Antonio Abate per un neonato di Marsala a cui è stato somministrato per errore il farmaco procurandogli un torpore che ha insospettito i sanitari intervenuti immediatamente. E cambiamo argomento. Siracusa, una piccola migrante della Costa d'Avorio contesa tra i genitori affidatari e la madre naturale. Per il Tribunale dei minorenni di Siracusa, per la coppia collocataria, ora si configura il reato di maltrattamenti. La bimba è stata allontanata. Lorena Dolci. Costretta a scegliere tra i genitori affidatari, una coppia di Siracusa, e la madre naturale originaria della Costa d'Avorio. Un macigno troppo grande per una piccola migrante di soli 6 anni, sbarcata in Sicilia 4 anni fa. Della madre nessuna traccia. La bimba viene affidata ad una coppia. Qui comincia la sua nuova vita: scuola di danza, asilo, compagnetti. Dopo un anno, mentre parte l'iter per dichiararne lo stato di abbandono, sbarca a Brindisi una donna che cerca la figlia. Il test del DNA non lascia dubbi. La bimba è figlia sua. Ma qui inizia il braccio di ferro. La coppia non vuole rinunciare alla bimba di cui si è presa cura, ostacola con ogni mezzo di avvicinamento, isola la bambina che non viene mandata a scuola per mesi. Continue pressioni psicologiche per scegliere tra loro i genitori buoni e la madre cattiva, e ancora richiami, minacce e tensioni in un conflitto crescente. Secondo i magistrati, un comportamento maltrattante da parte dei nuovi genitori che provoca palesi segni di disagio psicofisico. Il Tribunale dei minorenni decide di intervenire e ai genitori collocatari impone il divieto di incontro. La bambina viene allontanata dalla casa e avviata al percorso stabilito dall'autorità giudiziaria, quello che prevede il graduale ritorno accanto alla madre biologica. La protesta per i ritardi nella riapertura della statale 118 Corleone-Agrigentina fa scendere strada non solo sindaci e cittadini ma anche la Chiesa. A Cianciana, lungo luogo il tratto chiuso dalla frana, l'appello unanime alle istituzioni perché si intervenga subito. Davide Sardo. Anche la Chiesa scende in strada. Sulla statale 118 Corleone-Agrigentina la protesta si fa sempre più forte e corale. Comunità ecclesiale, sindaci e cittadini insieme per chiedere la riapertura immediata del tratto Cianciana-Raffadali, chiuso da mesi dopo una frana che ha compromesso la sicurezza e isolato intere aree del territorio. La nostra viabilità è veramente accidentata, creando situazioni imbarazzanti per i collegamenti, per i lavoratori, per chi si deve spostare, ma immagino anche per qualche situazione di emergenza. Chiesa, sindaci, cittadini tutti uniti sulla statale 118 per chiedere la fine dell'isolamento del territorio. Creiamo dei disagi, specialmente ora nel periodo estivo, con gli incendi che si svilupperanno, perché qua sopra questo territorio vi è un demanio forestale. Una mobilitazione corale che chiede risposte urgenti e interventi concreti, con la rabbia di chi da mesi vive disagi quotidiani e l'isolamento di intere comunità. Non possiamo spostarci dal paese, dobbiamo fare un giro molto più lungo. E chi ci lavora ad Agrigento è un problema. Se capitasse per esempio che qualcuno si sentirebbe male, non riuscirebbe a salvarsi per andare all'ospedale ad Agrigento. La richiesta resta chiara: ripristinare quanto prima la viabilità e ricucire i collegamenti tra le comunità rimaste ai margini. A Vittoria il sistema di gestione degli scarti vegetali delle serre, nato per contrastare il fenomeno delle fumarole, si sta trasformando in un'enorme discarica a cielo aperto. A denunciarlo la deputata regionale dei 5 Stelle Stefania Campo, da progetto ambientale a bomba ecologica. Sentiamo Veronica Barbarino.
cumuli di scarti vegetali intrecciati a plastica e materiali non riciclabili abbandonati senza controllo. È lo scenario documentato dalla deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo durante un sopralluogo a Contrada Perciata nel territorio di Vittoria. In questo luogo avrebbe dovuto funzionare il progetto Riciclo Verde, pensato per smaltire in modo corretto la cosiddetta fratta agricola, ovvero gli scarti delle coltivazioni in serra. Un'iniziativa nata anche per contrastare il fenomeno delle fumarole che da anni affligge la fascia trasformata del Ragusano. Quello che doveva essere un progetto virtuoso della provincia è diventato l'esatto contrario, una bomba ecologica con una pressione enorme sul territorio ed è l'esatto contrario di quello che si doveva fare. Secondo quanto rilevato, i camion scaricherebbero senza verifiche adeguate, rendendo impossibile qualsiasi processo di recupero. Chiaramente non potrà essere triturato e interrato e quindi il biotrituratore che era stato acquistato al modico prezzo di 90.000 euro è fermo, non è mai stato in 2 anni utilizzato con grande sperpero di fondi pubblici e tutta questa discarica a cielo aperto difficilmente sarà smaltibile. Dal Movimento 5 Stelle arriva quindi la richiesta al libero consorzio di chiusura immediata del sito e di un monitoraggio ambientale urgente. Ha preso il via oggi pomeriggio a Palermo la prima parte della festa matrimoniale di Dua Lipa e Callum Turner, città blindata, impossibile per cittadini e curiosi avvicinarsi. Marco Gullà. E qui la festa, sì, ma per pochi. Entrano nel Viva Palermo i festeggiamenti per le nozze della pop star Dua Lipa e dell'attore Callum Turner. Attorno a Piazza Sant'Anna l'area è completamente blindata. Dietro le transenne ci sono giovani e turisti che aspettano l'arrivo dei super ospiti VIP per la festa organizzata dalla pop star. Prima alla Galleria d'Arte Moderna e poi a Palazzo Palagonia. Siamo appunto nei pressi della Galleria d'Arte Moderna e come vediamo insomma, c'è un grande dispiegamento da parte delle forze dell'ordine, transenne ma anche tantissimi bodyguard che appunto presidiano i varchi d'accesso verso la GAM. Non solo fan e curiosi, c'è anche chi contesta. Su alcuni muri nel centro storico sono apparsi manifesti, poi strappati da qualcuno della security della coppia, in cui c'era scritto "Palermo is not for rent", la nostra piazza non è il tuo salotto. Penso che possa portare veramente tantissimo, una bella immagine per tutto il panorama siciliano e può essere un'occasione economica molto importante. Orgoglioso, quando cammino anche io per la città penso che sia una città troppo bella, non riesco a trovare paragoni con altre città, quindi sono felice che sia apprezzata anche da altre persone del resto del mondo, Al momento dell'arrivo degli ospiti, intorno alle 17:30, curiosi, fan e giornalisti vengono fatti allontanare. Signori, cortesemente ci spostiamo tutti, grazie. Domani la festa si sposterà a Villa Val Guarnera Bagheria, altro evento super blindato. E adesso una pausa, TG Sicilia torna tra pochissimo, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, parliamo di calcio. Lunedì le prime decisioni in casa Catania con il rientro di Grella in sede, il consiglio di amministrazione, tempi serrati per DS, allenatore e ritiro estivo. Marco Carli. Lunedì la giornata delle prime decisioni. L'ho anticipato Pelligra con la notizia del CDA, ma lunedì anche il giorno del ritorno in sede di Grella, a cui il presidente ha in 2 occasioni, nota riservata alla stampa e incontro a Torre del Grifo, rinnovato la fiducia per quello che è un socio nella proprietà. Si parlerà anche del lavoro estivo, con la speranza di partire subito a Torre del Grifo, ma prende corpo l'opzione 2, con prima parte fuori Catania e seconda in sede, anche perché la stagione comincerà prima di Ferragosto con la Coppa Italia. La scelta poi è relativa all'allenatore e sarà quella che determinerà anche la definizione della rosa, con un mercato da fare in stretta collaborazione con il DS. I 3 tecnici che al momento sono in ballottaggio hanno caratteristiche tattiche diverse. Biancolino d'Avellino ha sempre giocato con il 4-3-1-2 nelle giovanili e in C, per poi passare alla difesa a 3 nell'ultimo anno in B. Caserta ad Empoli nell'ultima stagione ha giocato a 3 come i suoi predecessori Pagliuca e Dionisi, ma quando ha potuto impostare la stagione ha dato spazio alla difesa a 4. De Giorgio ha un credo tattico
tattico il 4-3-3 con bomber centrale in grado di incidere. Conosce bene Caturano, che ha rimediato una squalifica per 6 giornate dopo una rissa ai tempi di Potenza. Tirando le somme, soprattutto per i primi due tecnici, le alternative sul sistema da adottare esistono e, per fare un esempio tattico, Donnarumma e Casasola potrebbero ancora agire da esterni di centrocampo nel ruolo a loro più congeniale. Presto, col nuovo allenatore se ne saprà di più. Da lunedì arriva il tempo delle scelte. Sono tante, vanno prese velocemente e soprattutto nel modo migliore. E adesso una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.